lei è messa a parità. Tra Veritas, tra Casino, tra Sicilia, Ora abbiate pazienza, ma guardate come ci siamo ridotti. L'ultima chance sono io, un ex comico. Ora questa roba, io veramente sono carico di non so di che, di sensazioni. Giro l'Italia e vedo questa disperazione, ma vedo anche degli sguardi che ci pongono in un momento stranissimo. Abbiamo acceso una speranza che non c'era più. Abbiamo acceso che forse c'è qualcosa che sta cambiando veramente. Tanta gente così non si era mai vista, ma in tutta Italia, signore, forse questo sogno lo stiamo condividendo. È fantastico, condividiamo un sogno. Qua dobbiamo cambiare la cultura, il pensiero, cambiare non solo il lavoro, l'economia, la politica, ma cambiare veramente la nostra vita, tornare a respirare, tornare a rinascere. Io veramente sono commosso perché sto girando l'Italia, arrivano persone che piangono, mi abbracciano, si incatenano, mi mettono biglietti in tasca della loro vita, gente che è fuori di casa, che vive in macchina, che non ce la fa più. Dio mio, se adesso non entriamo in un momento di emergenza e ci rendiamo conto che la politica vive in un altro livello, su un altro piano, è incredibile. Qui non bisogna più lasciare nessuno indietro. Io arrivo dal Sulcis, dalle miniere sarde, arrivo qua a Marghera, passo da Taranto, è la stessa sensazione che ho. La gente non ce la fa più, abbiamo paura, la rabbia si tramuta in paura e adesso forse c'è uno spiraglio e vedo persone che sono cambiate un sacco di cose, e anche il furto è cambiato. Una volta rubavano nei supermercati, adesso mangiano nei supermercati. Ero alla Caritas di Firenze, non ci sono neanche più gli extracomunitari, ci sono le famiglie di italiani vestiti bene, con i bambini con lo sguardo basso. Ho visto ci sono i centri delle città che si svuotano, i piccoli commercianti, i negozi, i mercati, non c'è più niente. Ho visto che si è aggrappato a me un cinese, ma ha detto non ce la faccio più neanche io un cinese. Io non so cosa sta succedendo. E allora vedere questa gente che va in televisione a dirci come dovremmo uscire dalla crisi che hanno causato loro, allora mi monta anche a me una rabbia. Allora la prima cosa che dobbiamo fare quando dicono non avete un programma, uno solido ce l'abbiamo, devono andare tutti a casa subito. È populismo, abbiamo bisogno di respirare, abbiamo bisogno di un segnale. E prima di andare via però, prima che se ne vadano abbiamo diritto, dobbiamo fare una cosa, una leggera verifica fiscale sui loro conti. Qui ci sono tutti ingegneri informatici, abbiamo già gli software pronti, perché non è giusto che se ne vadano così, con il loro elicottero. Prima verifichiamo, incrociamo qualche dato, non è neanche difficile, incrociamo qualche dato. Il patrimonio del politico quando è entrato in politica, il patrimonio del politico quando uscirà dalla politica e se durante la sua vita politica i conti non saranno congrui. Questa parola che ci sta martellando le nostre vite, bene,
agiremo per vie legali, agiremo con la magistratura come abbiamo fatto a Parma. A Parma il Movimento 5 Stelle non se l'aspettava nessuno, è il comune di Parma, il comune aveva 1 miliardo di deficit, siamo entrati al Movimento 5 Stelle, ci siamo messi come parte civile, la procura è intervenuta e il sindaco della giunta precedente che ha causato il dissesto è stato uno arrestato e poi gli hanno bloccato i beni per 3,5 milioni che saranno messi all'incanto, poi venduti e dati ai parmigiani. Lo stiamo già facendo. Signora, qui non è, io non voglio vendette, non voglio niente, io voglio che, guardate che io mi sono trasformato, non so neanche più cosa sono, perché sono un ex, mi chiamano in tutti i modi, mi stanno aggredendo la mia vita privata, mia moglie, i miei figli, è veramente un momento tragico, è tragico ma mi dà la forza ancora di più di andare avanti perché dimostrano la loro debolezza e questa gente, i mezzi di informazione che tengono banco a questa classe politica ce ne ricorderemo molto di come hanno avvallato questo disastro. Io faccio sempre le stesse cose, se vi ricordate venivo qua, facevo gli spettacoli, una volta ahimè erano a pagamento, adesso sono gratis, se voi non capite cosa posso soffrire io di Genova, però non mi frega niente, io guarda, guarda, adesso vi faccio una ruffianata terrificante, ma è la verità. Io potevo starmene in casa, ho 65 anni, ho 41 anni che lavoro, ma mi avete dato una vita meravigliosa, ho fatto una vita bellissima, ho un tenore di vita che posso sopportare anche questa crisi, però ho 6 figli, 2 sono andati in Nuova Zelanda, uno è tornato, l'altro si può ripartire, potevo starmene a casa con le mie pantofole e ho detto ma chi se ne frega, sto lì a fare il ex comico vecchio con le pantofole, sono uscito e ho detto cerco di contraccambiare, do indietro quello che mi avete dato per 40 anni e cerco di darvelo indietro, aiutare un po' le persone. E guardate che è la storia nostra, quello che dovremmo fare tutti, una parte del nostro lavoro dedicarla agli altri, come sto facendo io, e sono felice, non pensavo a 65 anni di avere una seconda giovinezza, una forza meravigliosa, sono uscito di casa, mi sono buttato nello stretto di Messina e a nuoto ci siamo andati a prendere la Sicilia, a nuoto, e vi giuro, scommettevano nel mio infarto nel primo video, no, sono andato di là e ci ho messo 20 minuti meno che il traghetto, va bene? E ci siamo presi la Sicilia. E allora è un sogno che è il segreto della vita, è un sogno condiviso. Questa è un'utopia concreta. Noi ci siamo trasformati, non siamo neanche più il Movimento 5 Stelle, non siamo più il Movimento, siamo una comunità. Io giro col camper, ma vi giuro, mi arrivano torte, mi arrivano dolci, salami, prosciutti, io prendo tutto questo ben di Dio, andiamo dal distributore e paghiamo il pieno del gasolio con i prosciutti e i formaggi, poi vado a dormire da amici, in casa di amici, a dormire da amici, è meraviglioso, questo senso di comunità che bisogna che l'Italia la ritrovi, dobbiamo ritrovare un senso così per uscire da questa merda in cui ci hanno buttato, un senso che nessuno deve rimanere indietro. Qui l'avete sentito, di tutti i colori, sono venuti a promettervi, siete in una situazione tra il petrolchimico, gli inceneritori, avete forse un'aspettativa di vita minore che dalle altre parti, avete resistito come dei guerrieri, tutti i comitati che avete fatto qua, le vostre battaglie sono state straordinarie, per esempio cosa che non hanno fatto a Taranto, che si sono rassegnati, e a Taranto finirà all'italiana, senza lavoro e malati, finirà così, perché qui non c'è più uno Stato. Non c'è più uno Stato, c'è una burocrazia che ci prende per il culo, non c'è uno Stato che decide, non c'è uno Stato che ti protegga. Io sono stufo di vedere gente che si mette a piangere, non ce la faccio più, io voglio che ritornare a sentirmi parte di qualcosa, di una comunità con gli altri, nessuno deve essere lasciato indietro, nessuno. La prima cosa che faremo immediatamente di emergenza, i soldi ve lo prometto li troveremo, la prima cosa è un reddito di cittadinanza per salvare quelli che sono lì sull'orlo della vita o della morte. Andiamo, li troviamo, i soldi li troviamo.
televisione, sentire questi in televisione che dicono tutto il contrario di tutto. Non si parla più di antipolitica, perché sono diventati loro l'antipolitica. Io sentire questo, il nano che va lì e vuole ridare l'IMU dell'anno scorso in contanti insieme a un set di pentole, e c'è gente che magari ci crede, siamo un paese così, magari qualcuno ci crede, perché c'è anche gente che crede a Coccolino, che esista, che sia una morbidente reale, gente che l'IMU, cazzo, lui che l'ha votata l'IMU, lui non deve restituire l'IMU, lui deve restituire quello che competeva di essere restituito quando D'Alema il PD gli ha regalato 3 concessioni televisive in cambio dell'1% del fatturato. Devi restituire il 30% del fatturato. Siamo in un paese che ci hanno preso per il culo per 20 anni. E allora ti dico una cosa, sì, poi lo leggo, grazie. Siamo stati presi per il culo in una maniera incredibile. Abbiamo, e allora adesso non si può più aspettare, non c'è più tempo. Il reddito di cittadinanza si deve fare, perché con il lavoro ve l'hanno messo nel culo per 30 anni con la parola lavoro, il voto in cambio del lavoro, il voto di scambio per il lavoro, il ricatto del lavoro per fare cose che poi non servono, che dovremmo riconvertire, e c'è questo piano di riconversione dei petrolchimici da anni che sentiamo parlare. E ancora continuano a parlare di biomassa, di andare a prendere la biomassa con la marciagana che andava a prendere in Indonesia, con l'olio di palma, ancora in mano a questi pezzenti che sono capitalisti con le pezze nel culo, sovvenzionati dallo Stato. Non c'è più l'industria, c'è l'industria sovvenzionata, l'industria di concessione governativa, e manca lo Stato. Mentre manca lo Stato, che cosa fanno? In un momento così di depressione, il lavoro, tutti che chiedono il lavoro, a me chiedono il lavoro, ognuno col problema personale. Il lavoro, ho perso questo, sono metalmeccanico, io lavoro all'INPS, mi stanno mandando via. Il lavoro, ma il lavoro deve essere una parte importante della tua vita, ma non la tua vita, non tutta la tua vita. Noi dobbiamo rivedere alcuni concetti. Il lavoro che serve è 1/3 di quello che ti basta. Noi dovremmo garantire 1300 ore all'anno, garantite a tutti però, di lavoro, ma di lavoro produttivo. Siamo in un buco nero, abbiamo 2000 miliardi di debito che ci succhiano 100 miliardi all'anno. Che lavoro vuoi fare? La crescita, di che cosa? Noi saremo un paese che per 10 anni non crescerà più. C'è un'altra forma di economia. La Germania è cresciuta, la Germania ha raddoppiato la produzione di tutto e il lavoro è sceso del 15%. E qui sono responsabili tutti. Arrivo dal Sulci, dove ci sono i minatori dentro un buco che non vogliono più uscire, probabilmente si ammazzeranno, hanno detto. Non vogliono uscire, non vogliono i soldi, non vogliono nulla, non vogliono il reddito di cittadinanza, vogliono la dignità di avere un lavoro, il lavoro. E ho detto, ma il carbone non può essere il tuo lavoro, bisogna riconvertire anche le menti delle persone. Allora qui c'è da fare un cambiamento epocale, e ce l'abbiamo. Allora il reddito di cittadinanza non me lo invento io, c'è in tutta Europa, tranne che da noi in Grecia. Allora il lavoro non è fare il minatore a 1200 euro al mese e prenderti la silicosi a 50 anni. Il lavoro non è che fai studiare tuo figlio, ti fai un culo così, lo mandi all'università e va all'estero, e poi o se no si deve adattare per il lavoro con la sua laurea, andare a prendere 500 euro di un call center. Ci devono andare i figli della Fornero a fare quei lavori lì. Basta con il ricatto del lavoro, basta. Tu devi avere un tempo ideale, 3 anni, ti verranno offerti 3 lavori, se non accetti perdi il sussidio, come in tutta Europa, signora. Così si fa, almeno dai tempo a qualcuno di non accettare qualsiasi cosa. Il lavoro, lo vedete qua il lavoro, gli appalti dei subappalti, è il lavoro schifoso, lo fa lo schiavo, lo fa magari l'azienda rumena, e vai in Romania, però l'appalto del subappalto dei rumeni non lo fanno i rumeni, lo fanno gli ucraini. Vai in Ucraina è la stessa cosa, lo fanno i georgiani, vai in Georgia lo fanno i tagiki, vai in Tagikistan li fanno i Bangladesh.
c'era più umanità nella schiavitù dei romani, quando non c'era la democrazia, che oggi. E i responsabili di questo lavoro sono stati i partiti e i grandi sindacati che si sono venduti peggio dei partiti. C'è da ripensare un concetto culturale diverso, sedersi lì e dire che cosa serve. Allora produrre con meno energia, meno materiali, meno lavoro. Il nostro PIL, 1/3 del nostro lavoro è fatto di cose che crollano perché sono fatte male, un altro terzo è fatto con lavoro per riparare le cose che hai fatto male, e un altro terzo è il lavoro che serve. Allora potremo lavorare solo per quel terzo lì, e allora bisogna cominciare a vedere in un altro modo. E allora il reddito, questo di cittadinanza, è basilare alla base. Hai il tempo per poterti permettere di scegliere di qualcosa attraverso gli uffici di collocamento, dove ci saremo noi cittadini con la rete, tutto trasparente, non loro. Loro saranno già preistoria. E allora hai un momento così. E allora questo momento bisogna vedere come produrre, cosa produrre. Che cosa i rifiuti? È un fantasma che ci aggiriamo, i rifiuti tossici che arrivano là, che vengono trattati qua, poi ripartono per un altro trattamento. Il rifiuto è un'aberrazione del design e della costruzione. Basterebbe fare 2 righe di legge, guarda, 2 righe di legge. Qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa che diventa un rifiuto, ne è responsabile chi l'ha prodotto, come in Svizzera, come in Germania. Io produco frigoriferi, e tu me lo compri, bene, quando si guasta lo devi portare in qualsiasi negozio, lo metti lì e il negozio chiama chi l'ha prodotto, quello che l'ha prodotto si assume tutti gli oneri di dove va in discarica, e se quello che l'ha prodotto deve pagare tutti gli oneri, farà un frigorifero che non si rompe, o farà un frigorifero che riutilizza i pezzi, quindi in discarica ci va 1/3. Sono 2 righe di legge, 2 righe. Ma siamo senza Stato, siamo in una burocrazia. Non c'è giustizia, c'è una macchina di giustizia che ti impasti, è veramente incredibile. E mentre siamo qua, in un momento di disastro morale, sociale, di macerie, che cosa fanno il redditometro? Fanno uno studio di settore sulla tua famiglia, solo averlo menzionato, i consumi si sono bloccati immediatamente, abbiamo perso 0,5 del PIL, di punto del PIL, solo averlo detto, perché vivono in un mondo parallelo, perché sono psichiatricamente dei disadattati questa gente, perché per fare una cosa così non c'è altra spiegazione. Fai uno studio di famiglia, uno studio di settore sulla mia famiglia, come spendo io i miei soldi. Hai speso 1.000 euro, dove li hai presi 6 mesi fa? Me l'ha dati mio nonno. Dov'è? È morto. Ma come ti permetti? Ma io voglio rovesciare l'onere della prova, perché va rovesciato. Io non devi tu, Stato, sapere come io spendo i miei soldi. Siamo noi che vogliamo sapere come loro spendono i nostri soldi. Io voglio i bilanci partecipativi, voglio che il comune si apra e dica quanti soldi ci sono i cittadini con dei referendum propositivi, sì o no, senza quorum, decidono se fare un'autostrada, un altro polo chimico, la biomassa con l'olio di palma, o se fare piste ciclabili, parco verdi, ripristinare il piccolo commercio nella città. Vanno via tutti dalle città, si svuotano. E vai a Berlino, la gente, i tedeschi in weekend, sai dove vanno i tedeschi in weekend di Berlino? In centro di Berlino, nel centro hanno un parco, hanno le spiagge, hanno dei laghi, hanno lo zoo, hanno il wifi libero e gratuito. Ma cazzo, Obama ieri dice una cosa che è una nostra stella da 5 anni. Dice il super wifi libero e gratuito per tutti gli Stati Uniti, perché ogni euro che investi, ogni dollaro che investi in rete ti ritorna dietro 1 euro, e noi continuiamo a investire in questa merda qua. Io non ho le soluzioni per tutti i problemi, non potete chiedermelo, io non ce l'ho. Io so solo che faremo questo. Il prima cosa un reddito di cittadinanza, andiamo dentro, perché non c'è Stato, non c'è nulla. Questa gente che ci prende per il culo nei talk show,
dicono tutto il contrario di tutto. Monti, questo padre Merrill, l'esorcista, mandato qua a esorcizzare le vittime invece che i carnefici. Viene qua dopo aver aumentato tutti i parametri, tutte le tasse. Abbiamo la più alta incidenza di tasse d'Europa, il costo del lavoro più alto, la disoccupazione quasi come quella spagnola. Ha peggiorato il PIL, ha peggiorato tutto. Viene lì adesso, fa un movimento costretto dalla Merkel. Signori, noi facciamo paura, questo ometto qua è stato costretto a fare un movimento per fare da argine al nostro movimento. Noi le abbiamo passate tutte, ogni settimana tirano fuori un decreto legge, però siamo riusciti a prendere le firme, gli unici col freddo, la neve, gli unici. Abbiamo preso le firme in tutte le circoscrizioni d'Italia e abbiamo preso le firme in tutte le circoscrizioni del mondo. Tutti i nostri immigrati potranno votarci. È fantastico! Abbiamo votato online, per la prima volta abbiamo le televisioni svedesi, danesi, inglesi, ci seguono con gli occhi sgranati. Come hanno fatto? Abbiamo fatto le elezioni online a 65 anni, ho dovuto impraticare di rete, come fanno tutti gli anziani adesso. E non ditemi che i pensionati non vanno su internet, non è vero! Andate a vedere dopo mezzanotte chi è collegato lì. Allora, ecco. E allora, ma è complicato perché non va in televisione, noi non andiamo su internet, non è vero che non ci andate. E guardate lo sguardo di un pensionato quando deve entrare in comune con un biglietto che cerca l'ufficio adatto nella burocrazia, che chiede con gli occhi smarriti. Bene, noi abbiamo fatto un miracolo, senza chiedere un euro a nessuno. Io ho votato da casa mia. Nella mia circoscrizione, i miei 25 candidati in Liguria, ho guardato il curriculum, le facce, ho guardato il filmato e poi ho scelto comodamente da casa mia. E ho votato una professoressa di scuola, madre di 3 figli. Ho votato un precario di 25 anni e un ingegnere. A costo zero, non abbiamo chiesto niente a nessuno. È meraviglioso. Persone come noi che potresti incontrare nel bar o sul treno. E la cosa meravigliosa che è successa, che metteremo in Parlamento, se ci darete il voto, più donne che uomini. Fantastico, più donne che uomini. E queste persone che vedete dietro, sono persone di qua, incensurate, sono tutti qua, magari di questa città o del Veneto, sono qui davanti, li potete andare a conoscere, li vedete un mese prima, qual è il partito che vi dice un mese prima? Poi andate a conoscere, amarli, criticarli, mandarli a fanculo, votarli o non votarli, ma ce l'avete qui un mese prima delle votazioni e sono persone della vostra regione e sono qui veneti, tutti perfetti, e non ci sono figli di magistrati, di avvocati, persone note, campioni di canoa, olimpioniche, sono persone per bene normali. E le donne, guardate le donne, non sono donne con le labbra di polistirolo e i culi di gomma, sono donne che lavorano, che tirano su la famiglia, che si fanno un culo così. È una grande rivoluzione, ma non politica, è una rivoluzione di civiltà. Noi siamo per una rivoluzione di cambiare energia, dal petrolio, dal petrolchimico alle rinnovabili. Quando lo Stato si riapproprierà, io voglio uno Stato che si riappropri, che diventi Stato, che mi protegga. Io sento lo Stato che ce l'ho contro, alla minima cosa ce l'ho contro, non lo sento, ce l'ho contro. Ma è incredibile. Siamo andati in guerra di nuovo, abbiamo l'articolo 11 che ci vieta dalla nostra Costituzione di partecipare, facciamo così la logistica dei missili francesi che stanno bombardando il mare e mi mettono sui giornali, avete visto i titoli che fanno? Grillo chiama Al-Qaeda, dice Al-Qaeda di bombardare il Parlamento, ha fatto un titolo così serio, ma ho ricevuto migliaia di Twitter, migliaia di telefonate, dai forza, convince Al-Qaeda, è incredibile, veramente sono diventati di una veramente è pesante perché sono entrati nella mia famiglia, nei miei figli, mia moglie, non vi sto benissimo, io accetto qualsiasi tipo di lotta, ma questa gente è in preda al panico, vuol dire che hanno il terrore
E hanno il terrore perché? Perché hanno magari delle informazioni che noi non abbiamo. Noi riempiamo le piazze, migliaia e migliaia di persone, migliaia, ma decine di migliaia, 20.000, 30.000, 40.000. Non c'è un politico che metta il naso fuori, non ce n'è uno che abbia il coraggio di venire qua a fare il contraddittorio. Il contraddittorio si fa in mezzo ai cittadini, non in quei cazzo di talk show truccati. Ecco come si fa. E allora, no, veramente, questo ci siamo adesso, hanno paura, hanno una paura fottuta, hanno paura. E noi allora mettiamo il reddito di cittadinanza, dove prendiamo i soldi? Gargamella del PD mi dice dove prendiamo i soldi, dovrebbe stare zitto, dovrebbe dare le dimissioni, perché è stato vergognoso questo PD negli ultimi 20 anni, ha fatto finta di fare un'opposizione finta con Berlusconi, soci, preferisco Berlusconi, so chi è, so cosa fa ed è un nemico, ma i falsi amici sono peggio. Io sono sempre stato così, sono sempre stato così. E non è una sinistra che ha a che vedere col PC. Io derivo da una famiglia di metalmeccanici in Porto, mio padre aveva una ditta di saldature, quindi era un socialista, la vecchia Nenni, a Pertini. Immaginate Pertini oggi, immaginate, con Napolitano che dice delle cose, che è il più grande scandalo del Monte dei Paschi di Siena, il più grande scandalo finanziario della storia della Repubblica. Parliamo di 21 miliardi di euro, il doppio della Parmalat. Lo sapete io che andavo a dire alla Parma prima ancora, perché i giornalisti erano strapagati da Tanzi, tutti i partiti erano strapagati, io no, anche perché non mi ho offerto un cazzo, perché sennò potevo anche prendere qualcosa, gli avrei fatto anche lo sconto essendo di Genova, allora. Però ero libero e così facevo, compravo 2 azioni, andavo alla Telecom, non c'era il movimento, ero io ed ero sempre l'ex comico, il populista. Andavo, prendevo 2 azioni alla Telecom, mi sedevo davanti al CDA e gli dicevo quello che dovevo dire. Tronchetti non veniva, si dava malato, se ne andava. E se ne andavano, licenziando 30.000 persone, avendo poi intercettato migliaia e migliaia di persone intercettati. Avevano una palazzina di 4 piani, 40 milioni di euro costava all'anno l'intercettazione di migliaia di persone, un SPA privata. Questa è la nostra storia. E io andavo lì a dire vieni fuori, non te ne puoi andare licenziando 30.000 persone con 120 milioni di bonus di uscita di stock option, vieni fuori. E deve finire questa storia, deve finire che un amministratore delegato guadagna 700-800 volte il suo impiegato. Noi abbiamo già un movimento, si chiama 1-12, una forbice, 1-12, non puoi guadagnare più di 12 volte lo stipendio più alto del tuo impiegato. Tu guadagni in un mese quello che l'ho impiegato guadagna in un anno, 1-12, basta. Ma è pazzesco. Sono andato, mi sono comprato 6 azioni del Monte dei Paschi. E sono andato a parlare al consiglio di amministrazione, l'avrete visto, mi sono messo la giacca, la camicia, la cravatta non ce l'ho fatta, ma già così i miei non mi hanno riconosciuto. E senza dire parolacce, senza gridare, mi sono seduto e sono entrato in questa banca fantastica, la più antica, forse siamo più antichi noi come Banco di Genova, Banco San Giorgio, però la più antica, la terza banca d'Italia, monumentale, Siena, bellissima, con tutte queste persone impiegati con le lacrime agli occhi, perché la prima tranche dei 4.000 che manderà via Profumo è partita adesso, 1.130 lo sanno, e altri occhi gonfi perché avevano investito il loro TFR nella loro azienda, li avevano convinti, pagando 5 euro l'azione, adesso vale 0,22, quindi non hanno più niente. Sono entrato gli azionisti, anche loro con gli occhi gonfi perché avevano perso tutto il loro risparmio, da 5 euro a 0,22 si è fulminato tutto. Gli unici tranquilli, perfetti, così con una plomba, anche quasi con uno sfottò, così ti guardavano. Era il consiglio di amministrazione, il presidente, c'era Profumo. E io ho cominciato a dire, signore, ma questa è una banca che nel 95, fino al 95 era valutata a 20 miliardi di euro, era proprietaria di, adesso vale meno di 2 miliardi, sta precipitando, e ho detto, avete fatto un furto morale, fisico, avete derubato e dilaniato delle proprietà che non erano vostre.
La banca era proprietaria di casse di risparmio, di altre banche, di immobili a Roma, di tenute, di robe incredibili. Era una banca ricchissima a Florida, ma la proprietà di questa roba era dei senesi, dei toscani, non era loro. Loro cosa hanno fatto? Se ne sono proprietà, hanno fatto una fondazione, la fondazione ci hanno messo, nominati dalla provincia, dalla regione, dai comuni, hanno messo il 99% del loro partito, il DS e del PD. E il PD ha messo in libero mercato i beni, ha fatto entrare nel libero mercato questi squali che sono sempre gli stessi, Caltagirone, Ignuti, che hanno venduto e si sono svenduti tutti i beni che non erano loro. Quindi c'è una truffa veramente vergognosa, immorale, di prendersi delle cose che non erano loro. Poi alla fine cosa fanno? Comprano una banca Antonveneta perché volevano qua fare affari con la Lega, allora dobbiamo avere una banca insieme alla Lega, e comprano una banca, l'Antonveneta, che valeva 3 miliardi, la pagano 10. Perché 10? 7 dove sono andati. E comprano una banca che aveva 7 miliardi di passività, quindi 10 meno 3 7, più 7 di passività sono 14. Allora io dico: caro Profumo, avete un buco di 14 miliardi di euro. Lui mi guarda con questa faccia un po' così e mi dice: ma buco? Io dico: ma chi ha dato? Dove ha preso queste informazioni? Così, Allora, non era un buco, era una minusvalenza, le chiamano. Allora, ma non è 14, io mi sono mantenuto basso, adesso a tutt'oggi sono 21 miliardi di euro, 2 volte lo scandalo Palma. Sono coinvolti tutti i vertici dello Stato, ci sono tutti in mezzo, sono tutti al governo, e noi andiamo a votare con questa gente qui. Ma stiamo scherzando? Allora io chiedo una cosa, le banche non si devono far fallire, bene, perché sono le famiglie che falliscono, non le banche. Bene, non facciamola fallire, la nazionalizziamo, la prendiamo noi, paghiamo noi i debiti subito, e poi apriamo 2 commissioni d'inchiesta immediatamente sotto processo. Primo, tutti i vertici del PD dal 95 a oggi, tutti i vertici e tutti quelli coinvolti nelle province, regioni e comuni che hanno menzionato. Un'altra commissione su chi doveva indagare e non ha indagato. Il Fondo Monetario dice che la Banca d'Italia ha fatto il suo dovere. Gli scappa il più grande crack finanziario della storia. Allora è inquisire la Banca d'Italia, la Consob non si accorta di nulla, non si accorta della Palma, non si accorta della Telecom a debito, non si accorta che hanno spolpato tutte le nostre aziende così dall'interno, non si accorgono perché sono nominati dai partiti, sono dentro tutti i partiti, ma è pazzesco. E allora io voglio i soldi indietro. Allora capisci lo scudo fiscale, capisci perché io andavo e mi ero incazzato dicendo che il PD non era andato a votare. Poteva cadere il governo Berlusconi, vi ricordate? Non sono andati a votare per far passare lo scudo fiscale. Ora capiamo il perché. E quando D'Alema al baffetto, questo baffettino, questa persona che vive nel passato, che odia il presente, il futuro non gli interessa, lui c'ha la stilografica. Lui non usa neanche il telefonino, il computer, sono questi snob del cazzo che hanno fatto la loro storia. E questo ha detto: io non sono andato a votare lo scudo fiscale. Sì, è vero, ma nessuno mi aveva detto che era una cosa importante. Allora, lo scudo fiscale è servito a questa gente criminogena di pulirsi i soldi col 5% di tasse. Te ti fanno chiudere, ti rovinano, ti portano via la casa, ti ammazzano, la gente si ammazza per le tasse. Abbiamo una progressione di tasse che arriva al 70% per la piccola e media impresa, e questa gente si pulisce i soldi col 5% con lo scudo fiscale. La prima cosa che vorrei fare è questa: nazionale la banca Monte dei Paschi di Siena, e rendere pubblici i nomi di chi ha fatto lo scudo fiscale, perché ci riportano indietro i soldi. E dicono: non è costituzionale. Allora non è costituzionale, lo so che non è costituzionale, ma che cos'è la Costituzione? E gli esodati sono costituzionali. Ecco, io non mi devo far
prendere. Allora qui abbiamo bisogno di un'emergenza, siamo in guerra, come dopo la guerra. Dopo la guerra, io non mi ricordo, ero piccolo, sono nato nel 48, però mio fratello si sfollava, ci si aiutava uno con l'altro. C'era questo modo, questa voglia di ricostruire il paese, dobbiamo trovare questa voglia dei nostri padri, nessuno deve rimanere indietro, dobbiamo uscire da sto cazzo di buio che ci hanno messo, questa voglia di non vivere più. E adesso nei vostri occhi, negli sguardi, mi strattonate, mi baciate con queste lingue maledette. Allora, non più al meridione, perché sai i siciliani sono fantastici, ma a volte ti ammazzano per troppo affetto. Bene. Allora, dobbiamo trovare questa solidarietà, la politica deve parlare di solidarietà. Allora, oltre al reddito di cittadinanza abbiamo messo nel nostro programma immediato, e l'abbiamo già fatto, vi dico dove, l'abbiamo già fatto, non sono venuto a prendere voti, non ne voglio voti. Se voi non siete disposti a cambiare leggermente la vostra vita, a cambiarla, a rischiare qualcosa, a dare qualcosa della vostra vita agli altri, non votate questo, votate, io non so se voto Movimento 5, io ho sentito Casini che mi ha convinto, io non lo so. Allora, però dovete rischiare. Oggi chi vota e parla del Movimento 5 Stelle, se fa un servizio e lavora nel pubblico o in banca o in qualche gruppo di multinazionale, gliela fanno pagare. Dovete rischiare, tenere duro e andiamo avanti, ma andiamo avanti tutti insieme, perché 100 persone in Parlamento non cambieranno questo paese, ma 100 dentro e 6-7 milioni fuori li facciamo un culo così, te lo dico io. Ho detto una parolaccia, ci farà il titolo Repubblica domani. Grillo vuol fare il culo a tutti. Allora sì, populista, ma allora sì, allora, quella lì che televisione è? La Rai, ecco, questa è la Rai. La Rai fanno questo giochetto qua, vengono e fanno così, ti dico cosa fanno. Vengono quando la piazza è vuota verso le 7 di sera, fanno un po' di riprese, poi mi inquadrano dal basso verso l'alto io che parlo, non si vede mai, e poi magari uno grida, populista quello lì, Grillo contestato a Marghera, e populista me l'ha gridato il giornalista di Repubblica che mentre fa l'articolo grida populista. Ormai fanno queste cose qua, è strabiliante, non si fermano davanti a me. Allora, io perché vi dico della piccola e media impresa? Perché a parte che la mia natura, il mio lavoro, mio padre, la mia azienda era un piccolo imprenditore, ne sono coinvolto emotivamente, ma perché è la nostra forza. Basta, in questa regione qua si sono ammazzati imprenditori, basta veramente. Allora al centro subito la piccola e media impresa, l'abbiamo già fatto in Sicilia, io sono andato a nuoto, no? No, come no? Ora che si arriva a fare il ponte. Ci ho messo 20 minuti meno del traghetto. Bene. E ci siamo presi la Sicilia, non ci credeva nessuno, la mafia, il voto di scambio. La miseria, la crisi ha tolto il voto di scambio. Non scambi più niente, non ci sono più soldi. Quindi ti danno l'impiego, il lavoro, ma lo stipendio ce lo metti tu. Quindi è crollato tutto. Siamo arrivati noi con queste idee giovani, bellissimi, ragazzi splendidi, e siamo diventati il primo partito in Sicilia. 15 persone sono entrate nel Parlamento e hanno fatto quello che faranno anche loro, che abbiamo sempre fatto. Uno, si sono detratti lo stipendio del 75%. Guardate che prendevano 20.000 euro al mese. Ma non è finita. Ha preso questo 75%, hanno aperto una voce nel bilancio della regione, quindi non si sono tenuti loro in un conto a parte, hanno messi nella regione, che sono soldi della regione, si sono tenuti 2.500 euro netti più le spese e hanno messo questa differenza in un conto, sono 120.000 euro a testa al mese per tutto l'anno, fanno un piccolo grucciolo e hanno cominciato veramente una cosa fantastica, a fare microcredito alla piccola e piccolissima impresa siciliana, gli agricoltori, gli artigiani, i pescatori, è fantastico. Con 15 ragazzi hanno bloccato il MUOS è questa base americana che mettono parabole con 2 mega, non so quanto è, dove sei?
a quanto è, sono microonde a 2 mega che non possono volare gli aerei, Comiso è bloccato perché interferisce con i sistemi, e controllano i droni per andare a bombardare dall'altra parte del mondo. Ma noi dobbiamo essere consenzienti a ospitare queste robe qua. Ma io non è che odio gli americani, abbiamo 98 basi qua, tra Ghedi e Aviano ci sono 90 testate nucleari, siamo obiettivi sensibili. Io gli americani, 98 basi tra logistiche e basi militari, Vicenza l'hanno ampliata, ma senza fare il referendum, senza consenso popolare. Ma che cosa significa? Non siamo più padroni di nulla, del nostro territorio, di decidere un cazzo. Ma è possibile? Gli americani sono i benvenuti se vengono qua ad aprire delle università e dei campus, non delle basi militari. E basta! Bene, in Sicilia abbiamo bloccato il progetto, finalmente la regione si è espressa decisamente e ha tolto i lavori, basta, fine. È meraviglioso quello che possono fare 15 ragazzi perfetti, incensurati, 2 legislature, uno stipendio normale, ma animati da passione, cazzo, non carriera, passione, non soldi, passione. È fantastico, è della spinta nostra la passione. È fantastico. Bene, allora vi dico 2 idee. Dove sei, Pietro? Dammi un po'. Per la piccola e media impresa potete intervenire, aiutarmi. Io ho adesso, fra 3 giorni a Treviso, un incontro con la piccola e media impresa veneta. Mi hanno chiamato perché io ho scritto sul blog delle cose di cui loro sono assolutamente d'accordo, e siamo l'unico movimento che interpreta le esigenze oggi di una piccola impresa. 650.000, il 30% delle nostre imprese hanno chiuso o hanno delocalizzato, 35 imprese al giorno falliscono, hanno un carico fiscale del 71%, un piccolo imprenditore passano 32 giorni, quasi un mese della propria vita per cercare di pagare le tasse. 32 giorni! Nessuno sa il numero preciso, da 230.000 a 350.000 leggi. Non puoi, non c'è più giustizia, non puoi, ma neanche i grandi avvocati. Vai lì, una causa per recuperare un credito dura mediamente 1210 giorni in questo paese, in Germania 300. Non è possibile, dobbiamo semplificare. 350.000 leggi, la Gran Bretagna ne ha 6.000. Dobbiamo semplificare perché è la complicazione, non si riesce a capire, rimani vittime, processi. Abbiamo 9 milioni di processi in sospeso, 9 milioni, quando la Gran Bretagna ne ha 6.000, 7.000. Signori, allora qui bisogna semplificare. Il rapporto col fisco non può essere un rapporto di terrore. È un rapporto di terrore. Io ho paura del mio Stato, ho paura di andare dalla cassetta delle lettere e vedere una roba, la guardo, la spillo come a poker, sai? Ci sarà? Non ci sarà. Ma io voglio una legge chiara, io voglio pagare le tasse fino all'ultimo, io non voglio andare dal mio commercialista per pagare le tasse, io vengo dall'ufficio delle imposte, vengo da te, ufficio delle entrate, benissimo, mi mandi, che documenti vuoi? Ti do tutti i miei documenti, me la fai tu la dichiarazione del mio reddito, la fai tu da 200 euro, me la fai e in quell'anno lì la fai e non mi rompi più i coglioni per tutto l'anno. Però è populismo, questo sì. Allora per Rete 4 e anche per Terza Rete, la RAI. Vogliamo parlare della RAI? La RAI vanno messe in vendita 2 delle 3 reti RAI, poi ne teniamo una senza pubblicità e senza cazzo di partiti dentro, e allora saremo felici di pagare una RAI così. E allora truccano le cose, truccano le informazioni, prendono metà di un'informazione. È veramente inconcepibile, e c'è una disonestà morale, intellettuale, che io non ho mai visto in questi mezzi di informazione. Sono tutti assoggettati a questo potere che si sta coagulando per paura. Come fanno a convivere Monti, Gargamella e Fini? Come fanno?
Gargamella con i suoi manifesti da 6x3, grigio, l'Italia giusta, 6x3 i manifesti che paghiamo noi, e loro devono ancora prendere i rimborsi elettorali, stai a sentire, i rimborsi elettorali. Non ce li hanno ancora, però attaccano già i manifesti. E perché? Perché le banche gli anticipano i soldi per i manifesti. Allora, a te non ti danno un cazzo, a loro li anticipano perché hanno poi i rimborsi elettorali. Bene, dove prenderemo i soldi noi per esempio per aiutare la piccola e media impresa? Dove prenderemo i soldi per fare il reddito di cittadinanza, che Gargamella ha detto che io sono un populista? Dove li prendiamo? Ve lo dico io dove prenderli. Ci sono i soldi. 3 miliardi di finanziamento occulto, detto rimborsi elettorali ai partiti, via, con effetto retroattivo, via quelli lì. 1 miliardo ai giornali e alle televisioni, 1 miliardo per farci prendere per il culo. Vuoi fare un giornale, te lo paga chi ti legge e ti va a comprare, fine dei rimborsi diretti e indiretti. Allora, se dobbiamo fare un sacrificio sarà duro, sarà sangue, grande sangue, però sangue con la speranza è un altro tipo di sangue. Se sangue lo facciamo tutti insieme, il sacrificio è giusto, ma loro non hanno cominciato così, non hanno detto dobbiamo fare un sacrificio, siamo falliti, perché noi siamo falliti l'anno scorso. Se fallivamo l'anno scorso, metà del nostro debito era delle banche tedesche e francesi, ci portavamo giù l'Europa, no? Allora hanno mandato questo curatore fallimentare che è Monti per far recuperare i soldi ai francesi e ai tedeschi. Noi stiamo ricomprando i boni che hanno loro, appena loro hanno recuperato il credito ci lasciano, ci fanno fallire, non siamo più appetibili. Il mercato va verso la Turchia, l'Unione Sovietica, va in Sud America, va in Brasile, va in Messico. Noi non siamo più appetibili come esportazioni. Allora il gioco è questo, far riprendere i crediti alle due banche, e lui fa il curatore fallimentare. Quest'uomo qui che parla di numeri, è agghiacciante quest'uomo qua, è agghiacciante perché parla di numeri come se dietro i numeri non ci fossero le persone, e allora per lui sono importanti i numeri e non le persone, scompaiono le persone e rimangono i numeri, sono incontabili dell'orrore. È un orrore sentire questa persona che dice delle cose e poi il contrario di tutto, dice di abbassare le tasse quando le alzate, dice che il redditometro non l'ha fatto lui, chi l'ha fatto, cosa hai fatto? Ma che cos'è? Che cos'è? Sentire il PDL che dice non voglio corrotti nella mia lista? E chi cazzo ci metti allora? Non ce ne sono persone normali. Sono su un piano diverso, è una specie di Truman Show. Qualunquista, hai ragione. Allora facciamolo per Rai 3, fammi la cortesia. Mi potete gridare tutti insieme al mio 3 qualunquista, per Rai 3, non per me, ci tiene. Al mio 3 qualunquista, 1, 2, 3, qualunquista! Va bene così, ha registrato che... Allora, i soldi li troviamo! Troviamo 98 miliardi di elusione, evasione fiscale, a te ti chiudono la casa, ti pignorano tutto per un assegno magari tornato indietro. No, allora ci sono 98 miliardi di elusione, evasione fiscale delle slot machine, delle concessionarie di Stato, dove il colonnello Rappeto con un'equipe meravigliosa aveva scovato questa elusione. Che cosa è successo? L'elusione è rimasta, il colonnello non c'è più. All'italiana non ci sono i soldi, 600 milioni di euro la missione in Afghanistan, e i nostri ragazzi io li voglio qua, non in Afghanistan, c'è l'articolo 11. Io voglio allora togliamo le province, sono 11 miliardi, 4 li usiamo per reintegrare il personale, ne rimangono 7, doppi incarichi, auto blu, pensione a 35 mesi, vitalizi, ce ne sono soldi. Allora si comincia da sopra, o guaglione. Il Presidente della Repubblica che dice che il Monte dei Paschi di Siena bisogna tenere la privacy, è una vergogna. Mi vergogno di una persona così che dice che non bisogna la privacy. Dovrebbe battere una pugna lì, fuori i nomi e fuori i soldi. Bene, un guaglione ci costa 242 milioni all'anno, 203 Maserati, non riesce neanche a guardare l'interno. Partiamo da lì, veniamo giù.
veniamo giù, poi ci sono i soldi e poi ci sono 100.000 persone, anche di più, la popolazione della Val d'Aosta. Questa è veramente la cosa più schifosa di questo paese, in un momento così. 100.000 persone che percepiscono una pensione che va da 10.000 euro a 92.000 euro al mese, si mette un tetto massimo 4.000 e si recuperano 7 miliardi da dare a chi non ce la fa più. E questi qui parlano di pensione a 70 anni, c'è la più alta disoccupazione giovanile, e c'è i vecchi che devono lavorare. Ma che cos'è? Pensione a 60 anni, ci dobbiamo riprogettare un paese, torniamo indietro, riavvolgiamo il naso per andare avanti. Io voglio uno Stato che si riappropri della scuola pubblica e ci diano indietro i soldi che ci hanno tolto la scuola pubblica. Voglio uno Stato con la sanità, con l'acqua pubblica, che si riprenda indietro le concessioni autostradali, che dà ai Benetton 1,3 miliardi di concessioni stradali che hanno pagato già i miei padri e i vostri padri. Voglio uno Stato che ci sia, che mi protegga, cazzo. Di sentirlo, la sanità, gli ospedali. Ma tu non sai, amico mio, gli ospedali, io li giro, è così, fanno dei tagli così, dei tagli così. No, ma vai in rapporto, vai davanti ai pronto soccorsi, pieno di gente così, letti nei corridoi. Beh, poi l'80% non è da pronto soccorso, magari è una piccola cosa. E allora perché non mettere lì il medico di famiglia? Ma che cazzo è il medico di famiglia che guadagna più di quello che opera nei pronto soccorsi? Metti lì lo studio del medico di famiglia che si prende a carico quelli che non sono proprio da ricoverare da pronto soccorso. Mi sembra anche buon senso, no? Poi hanno paura il medico, per il rapporto è cambiato. Fuori dai pronto soccorsi ci sono gli avvocati che ti chiamano e dicono allora lo vogliamo denunciare, facciamo la pratica, devono farsi i medici l'assicurazione, devono pagare poi gli avvocati, allora diventa un rapporto che il medico, se c'è qualche complicanza, depista, procrastina la malattia, te la fa andare, ti fa fare analisi, e allora il 50% delle TAC non servono, il 50% delle risonanze non servono, l'esame del sangue basterebbero 2 cose, te ne fanno fare 20, i parti cesarei, il 99% dei parti in Sicilia in questo momento sono cesarei, 1.200 euro in base, anche qui, bene, 1.200 euro in base al parto normale da 600. Il rapporto alla sanità, la salute non è la sanità. Noi dobbiamo migliorarci migliorare l'ambiente, spendere in prevenzione per la nostra salute, sanare queste cazzo di cose di petrolchimico immediatamente, cominciare adesso, fra 20 anni, ci metteremo 20 anni, lo facciamo per i nostri nipoti, togliere l'inceneritore, togliere queste robe qui, cominciare a essere leggeri, non pesanti, il futuro è leggero. Qui fanno aerei da 800 posti, 3 piani, che fanno 1300 km all'ora. Il futuro è lo Zeppelin, non gli F-35, motore elettrico, pieno di elio, non hai strutture a terra. Se vai a vedere i trasporti come li fanno in Siberia nelle grandi distanze per il legname, sono tutti Zeppelin. Non senti un cazzo, poi ogni tanto sai di cosa c'è? Ti atterra uno Zeppelin sulla testa, leggero. Il futuro è leggero, il futuro è a 150 km all'ora, non 300. Il futuro non è di mettere dei camion su un treno ad alta velocità, i camion spostano i camion e li mettono su un treno e il treno ad alta velocità pesa 3 volte e consuma 5 volte. La manutenzione di 1 chilometro di binario di alta velocità non se lo può neanche permettere la Germania, non la fa più. Il corridoio 5 non è mai esistito, è esistito nella mente di questi disgraziati dell'informazione, perché non si, da Lisbona agli Urali il treno, Lisbona non c'è l'alta velocità, Putin non fa l'alta velocità, la Germania l'ha fermata e noi vogliamo spendere 2 miliardi e 2, ne hanno trovati 2 miliardi e 2 per pagare i contratti a persone che si sono indebitate con persone molto pericolose, perché in quei lavori lì chi c'è? C'è l''ndrangheta, la mafia, la camorra, hanno fatto questi contratti, adesso li stringe il culo e devono pagare gli acconti, non per fare il lavoro non serve, lo sapete meglio di me, io vengo da Genova, metà porto è fermo, metà porto di Spezia è fermo, se voi prendete un camion e lo fermate sull'autostrada e apri dietro il cassone, non c'è nulla, non riusciamo a fare un piano logistico per far girare i camion pieni, dimezzeremo del 50% il traffico di camion, invece facciamo strutture camionali, autostrade, viadotti, ponti, gallerie. Cioè, qui bisogna fermare questa gente qua.
Basta, tutto al debito, il nostro debito aumenta, e se aumenta il debito aumentano gli interessi del debito, e il debito è 100 miliardi, gli interessi 100 miliardi, puoi fare tutte le spending review, tutti i risparmi, svendere, adesso svendono, la Sicilia era in vendita, non parliamo della Sardegna, 750 milioni di metri cubi dati agli arabi, agli emiri del Qatar, vanno lì a costruire 750 mila metri cubi sulle spiagge, sulle coste, svendiamo il patrimonio, svendiamo la vita, svendiamo la scuola, svendiamo l'industria, abbiamo svenduto tutto, non ci rimane più un cazzo, ci rimane questa volontà che vi leggo negli occhi, e questa volta è il momento di dire basta a queste cose qui. Bene, allora il progetto della piccola e media impresa, eccolo qua, perché poi dice noi non abbiamo progetti, c'era Galan, pensa che c'era Galan, senti, ora ti dico questa, no, è bellissima questa cosa, perché io ero nella piazza di Padova, e sopra una volta nel palazzo di questa piazza delle Erbe, no? Si chiamava? Sì. Palazzo delle Erbe. Piazza dei Signori, c'erano delle volte lì c'era Galan con la Puppi, con la Puppato, che erano, vabbè, che non è una brava signora, per l'amor di Dio, però Galan stavano parlando in diretta con Rai News 24. Allora, noi siamo in diretta con questo. Ora vi dico cos'è questo meccanismo. È una diretta streaming che va in tutto il mondo. Allora, sì, la cosa è una diretta streaming che facciamo, che adesso è 15 ore al giorno, di musica, di dibattiti, di interviste, di miei monologhi, c'è un po' di tutto, ed è il fenomeno più visto oggi al mondo su YouTube, con queste robe qua. Noi usiamo questi media, quanti siamo collegati? Ecco, c'è questa piazza enorme, più 8.500 che ci stanno seguendo da casa, più i nostri emigrati, quelli che se ne sono andati. E cosa ti hanno detto? Ti è arrivato, ce l'hai il messaggio. Allora, ci stanno seguendo dall'Australia, ci stanno seguendo dall'Oceania, dall'Antartide, ci stanno seguendo, dove erano questi? Un equipaggio di marittimi che stanno navigando davanti al Senegal, ci stavano sentendo perché c'è poi una persona che prende queste cose, solo l'audio, e le rimanda dall'altra parte del mondo, e ci sentono i nostri connazionali che ci mandano dei Twitter che sono meravigliosi, sono di una commozione pazzesca. Che cosa ha detto? Dimmi. Salva. Ciao ragazzi. Siamo un equipaggio al largo delle coste del Senegal su un rimorchiatore italiano. 6 italiani che vi ascoltano sempre e che credono nel movimento. Non dimenticate tutti i marittimi sulle nostre navi con bandiera italiana che lavorano per uno Stato che non concede loro neanche il diritto di votare. Saluti da Luca, il capitano. Bene. E poi ci sono messaggi commoventi dicendo se state dando un segnale meraviglioso. E tornano tutti, è meraviglioso, li facciamo tornare tutti. Loro non conoscono queste tecnologie, hanno 70 anni, hanno la prostata, hanno i cateteri, sono vecchi, sono morti, è il passato. Anche Monti ha fatto una pagina Facebook, magari lui no, ma i suoi fan. La pagina Facebook di Monti è fantastica, è straordinaria, e cominciava così. Ho ricevuto molti complimenti, ma anche alcune critiche, 2 milioni e mezzo di vaffanculo in 3 giorni. Sono fuori, non sanno cos'è la rete. È il nuovo Mastella questo qua, il nuovo Mastella, Dio mio come ci divertiremo, 2.0. Berlusconi che va in televisione, ha detto l'ho letto su Google, ma è fantastico, perché Google è quello che ha scritto le anime morte, la storia della loro vita. Bene, allora vi do qualche così, perché dicono, vi dico, c'era Galan che parlava con la Puppato in questa loggia, erano in diretta su Rai News. Noi eravamo nella piazza con tanta gente così che parlavamo. Arriva un messaggio twittato di uno che seguiva a casa Rai News e dice guarda che stanno dicendo che voi siete finiti, il movimento è finito, si scioglierà e quindi non fate proposte, no? Allora, detto che ci sentivano, no? Perché erano proprio lì nello studio. Allora ci sono state, a mio quartiere, 10.000 persone che al 3 hanno fatto a casa, e quello lì ha twittato, ma ha detto si sente anche in televisione. Bene, ma capite, sono morti, non sanno più che cosa fare. Bene, le nostre proposte invece ce l'abbiamo, e l'abbiamo fatte, perché l'ho detto quello del microcredito in Sicilia. Beh, l'abbiamo fatto. Adesso questo è
le proposte fatte dal piccolo imprenditore che ci hanno dato i consigli. Qui ci saranno piccoli imprenditori, potete aiutarci, non è niente di definitivo, sono proposte. Una cosa che è sotto gli occhi di tutti, vergognosa, è questa: attribuzione del Made in Italy solo alle aziende che producono in Italia, perché è veramente una vergogna questa roba qua. I mezzi sono finti, assemblano tutte le cose fatte in Cina, poi con le loro società arrivano qua e assemblano i pezzi. Ci sono delle cose incredibili. Noi siamo il secondo produttore al mondo di olio d'oliva dopo la Spagna, siamo il primo importatore di olio d'oliva del mondo, ma vi sembra normale? Noi importiamo tutta la merda da tutto il mondo di olio di merda, lo tagliamo col nostro, ci mettono Made in Italy, €1 di più al litro e riparte. È tutto così, è tutto. Io voglio ridiscutere con l'Europa, se mi metti queste leggi non le accetto più. Io voglio delle cose, voglio la protezione dei nostri prodotti, la voglio, perché sono gli agricoltori costretti a vendere a metà dei costi, ma è pazzesco. I pescatori avevano una rete imposta dall'Unione Europea con la maglia larga imposta e loro pescavano i gamberetti. Come cazzo fai a pescare con la maglia larga il gamberetto? Non potevano prendere il tonno perché c'erano i giapponesi che portavano via tutti i tonni e loro sono lì a morire, a languire negli angoli con le cooperative di destra e con le cooperative di sinistra che vanno una contro l'altra perché ci hanno messo uno contro l'altro e il loro spudorato gioco. Ora basta uno contro l'altro, basta. Bene, crediti dallo Stato in pagamento entro 60 giorni, basta, 200, 300, 400 giorni. 60 giorni devi pagare. C'era una televisione danese, ho detto, voi in Danimarca in quanti giorni paga lo Stato il debito alla piccola impresa? Ho detto, voi? Non capisce, non ha capito. Allora mi ha detto, ma non c'è questa cosa da noi, perché l'impresa che deve dei soldi va lì con la fattura e lo Stato lo paga. Cioè, che cazzo di cosa è? Accorpamento e semplificazione degli adempimenti fiscali. Non puoi entrare in un meandro di leggi. Defiscalizzazione degli investimenti. Defiscalizzazione vuol dire non ti faccio pagare se investi nella tua azienda, ti do un po' di respiro. In Francia, se tu dimostri che non paghi le tasse perché non ce la fai se no chiudi, lo Stato ti aiuta, non ti fa chiudere. Bene. Chiusura dopo aver modificato le 235-350 mila leggi, quello che saranno. Quando avremo modificato? Quando la dichiarazione me la farà l'ufficio delle imposte direttamente, come ho detto prima. Allora chiudiamo Equitalia immediatamente, va chiuso. Va chiuso. Allora noi ci sto facendo uno studio, lo studio Marongiu, lo studio Ucmar, sono i più grandi fiscalisti che ci sono oggi in Italia. Il professor Marongiu sta facendo la base per rendere impignorabile la prima casa, altro che IMU, via l'IMU, e non si può pignorare un bene primario come la casa. Eliminazione dell'IRAP, una tassa vergognosa sui costi, più assumi più ti tasso, è un'estorsione dello Stato. Sconti contributivi per assunzione di giovani under 35, io assumo, mi togli un po' di contributi. Bene. Defiscalizzazione dei redditi nei primi 2 anni di vita dell'impresa. Pagamento dell'IVA solo a fattura incassata, ma che cazzo vuoi da me? Ma cosa vuoi? Ma no, ma la cosa è incredibile, che c'è già la legge. C'è la legge, ma i commercialisti non te lo dicono perché si rompono i coglioni a tirare fuori la fattura una a una. E poi ultimo, che ci tengo particolarmente, avendo 6 figli di cui 3 all'università, bene, collaborazione, università e imprese, con le imprese dentro le università, con degli stage ad hoc nel corso degli studi. Dobbiamo rifare la scuola nella sua concezione, nel suo curriculum. In Francia danno un tablet, questo, a ogni alunno c'è uno di questi, te lo dà lo Stato, paghi €1, ti danno 1 mega di velocità, hanno le lavagne elettroniche, li fai viaggiare nel mondo, li fai vedere chi era Backernagel, Lester Brown, il cibo, il giro del cibo, è meraviglioso, gli apri un mondo, li fai vedere da dove arriva una lattina di Coca-Cola, l'alluminio, la bauxite dall'Australia, poi arriva l'ossido d'alluminio in Svezia, allora fanno i laminatori, poi li portano in Gran Bretagna, poi c'è la Coca-Cola, poi c'è lo zucchero che arriva dall'Inghilterra e poi c'è il fosforo alimentare nell'Idao che fanno dei disastri ambientali perché tirano fuori
E il torio che è radioattivo per mettere il fosforo nella Coca-Cola, poi sta fuori 6 mesi, un anno, merda da tutte le parti perché viaggiano con navi a petrolio, arriva nel supermercato la lattina di Coca-Cola, ci sta 3 giorni, tu la prendi, bevi e la butti via in 10 secondi. Questo è il nostro sistema. Allora gli fai vedere un mondo, gli fai vedere come produce, dove arriva uno yogurt mirtillo, è la cosa più semplice, che c'è un bambino, gli dici guarda che faccio 6.000 km su un camion, il mirtillo arriva di là, il latte arriva di là, l'alluminio arriva di là. Io parlo di queste cose da 20 anni. E c'era gente che ne parlava ancora prima da 20 anni, e quando parlo con questi politici mi sgranano gli occhi, non sanno assolutamente che cos'è un watt prodotto dal carbone, cos'è il mercato, quanto costa un kilowatt prodotto da una biomassa, che cos'è una biomassa, non sanno nulla di nulla. Loro viaggiano su queste cose, viaggiano sul fatto che la politica è complicazione, è complessità, non si può capire. Infatti 350.000 leggi, io ho 86 processi, 22 più del nano, e lui va a fare la vittima in televisione e io facevo, e sono entrato in un mondo incredibile, questo mondo della macchina della giustizia, non della giustizia, è la macchina che è incredibile, è una macchina che va a gasolio, che è dell'800. È una macchina imponente che fa paura. La Corte di Cassazione, quando fa il punto, che arrivano vestiti di rosso con ermellini vivi che si siedono lì come il Papa con i vescovi, roba dell'800, e ti impauriscono. Io sono andato in Cassazione e mi tremavo. L'ultimo processo mi hanno processato in penale perché sono andato a aiutare quelli della TAV, sono entrato nella baita e mi è arrivata una denuncia. Il mio avvocato ha detto non ce la faccio e se n'è andato, perché la denuncia era rottura di sigillo che aveva già portato via il vento. Questa è l'imputazione. Ho detto, ma che cazzo me la prendete con me se è stato il vento che l'ha portato via? Allora, sono andato a Torino col mio avvocato, c'eravamo in 20 per rottura di sigillo già portato via dal vento, in 20 con 20 avvocati. Cosa abbiamo speso? Cosa ha speso l'amministrazione della giustizia? 20 avvocati a Torino, e poi arriva la corte, arriva il giudice in piedi, arriva il giudice seduti, arriva il giudice, e io pensavo a sto cazzo di sigillo dov'era, sarei andato a prendere, avevo paura, ho detto mi dia 5 anni, me ne vado, mi lasci stare, in piedi sì, in piedi su. Ma non bastava uno in giacca che levante che mi dicesse un sigillo, sono 50 euro, tengo, me li dai, e vado a spacculo adesso. Allora, la digitalizzazione dei tribunali, c'hanno i faldoni, entri dentro un tribunale, ti prendi un faldone, lo porti a tuo nipote, vuoi un faldone, ti do il faldone, nell'era dell'informatica, nell'era che noi trasmettiamo in Australia in questo momento, lo danno il faldone. Allora c'è da sedersi lì e rifarla dall'inizio, un'idea di civiltà diversa. Cosa produrre? Produrre con meno energia, meno materiali, meno lavoro. Le tasse le sposti dal mondo al lavoro e le sposti a chi consuma più energia e più materiale. 1300 ore garantite a tutti di lavoro. Dobbiamo tentarla questa strada, è un'altra concezione, è un altro pensiero. Siamo noi che dobbiamo cambiare. Questa classe politica appartiene al Paleolitico, è già fuori dalla storia. Dobbiamo entrare lì, abbiamo bisogno di questo segnale di mandarli via. E poi far arrivare per la prima volta delle persone straordinarie che sono qua dietro. Guardate, già il cambiamento lo guardate le persone. Non puoi metterti un attimo dietro, sei orribile. Non scherzo. Però sei migliorato dall'anno scorso, hai fatto una plastica. Bene. Allora, poverino, ne lo meno sempre tutti gli anni. Quindi signori, dobbiamo tentarla questa strada, ma non pensate di mettere una croce e dare una delega. Noi non siamo in grado di cambiare il paese da solo, ve lo dico. O lo facciamo insieme con queste persone o non cambia più. Però vi dico questo, noi abbiamo già vinto, qualsiasi coalizione di governo di questa gentaglia che vada su, il governo durerà 6 mesi al massimo e torneremo alle elezioni fra 6 mesi.
E se non è adesso, fra 6 mesi facciamo banco, li mandiamo via tutti. Io spero subito. Allora, molti dicono che cosa vanno a fare, i grillini non hanno esperienza, devono andare in Parlamento a governare, un'altra cosa. Io mi sono documentato di qual è l'esperienza di un parlamentare, a parte quella che sappiamo tutti, ma bisogna analizzare sotto il profilo psichiatrico, non politico. No, ma veramente, perché fanno un lavoro di cui non capiscono l'utilità, perché vanno a votare con un voto elettronico, sì o no, in base a una direttiva del segretario che hanno, quindi sì o no, e votano leggi che non devono capire, perché sono leggi che dicono il comma 7 che modifica il comma 9 della legge 2011 del 2014, che modifica il comma 17, è tutto così. Allora loro, essendo frustrati mentalmente, fai un buon lavoro che tutto il giorno non sai quello che fai, allora per dimostrare che sono persone di spessore vanno nei talk show in televisione e fanno articoli sul giornale e interviste, è questo. Quindi se noi abbiamo la fortuna di mettere dentro 100 persone, noi abbiamo già rifiutato i rimborsi elettorali, su 100 persone sono 100 milioni di euro, abbiamo già detto di no, non li prendiamo, no, perché ora io cioè, sono di Genova, ora cioè, a casa mia non mi parlano da 2 mesi, no, non prendiamo, non è nella nostra, neanche nella nostra idea, non ci abbiamo neanche mai pensato, ma se mettiamo 100, secondo le proiezioni di adesso entrerebbero 100 persone così. Se entrano 100 persone così è finita per quella gente lì. Noi apriremo il Parlamento come una scatola di tonno, vedrete cosa c'è dentro, inciucci, inciuccini, amanti, fidanzate, dove vanno i soldi, appalti, a chi e come. È per quello che facciamo paura, signori. Qui adesso il 24, il 25 sarà un salto nel buio, non è un salto nel buio, sarà un salto nella luce. È meglio fare un salto in questa luce qui che un suicidio assistito con queste cariatidi che ci portiamo avanti da 30 anni. Grazie a tutti, che godito, chi va dito, che godito, che va dito, che t'ho godito. Grazie, e ora andate in Roma. Grazie. Grazie a tutti, siete stati fantastici, grazie anche a voi. C'è un notevole, se volete dare qualche cosina. Come si dice qualche cosina nel getto, qualche cosina anche voi soli, non cercate di non capire. Allora qualche cosina li viviamo di emendamenti, grazie, di emolumenti, grazie, arrivederci a tutti, ci vediamo presto, grazie. Se veo, che se veo. La sigla.